Arriva una buona notizia per gli operatori ecologici di Porto Empedocle, in arretrato di circa 6 mesi con i loro stipendi. Ieri infatti gli uffici economici del comune hanno versato alle imprese della Real Marina una delle due fatture promesse in occasione dell'incontro di qualche settimana addietro, a seguito dello sciopero dei netturbini. Tra oggi e al massimo domani, assicurano dagli uffici comunali, sarà versata l'altra fattura in modo che le ditte siano nelle condizioni di pagare parte degli arretrati ai loro lavoratori. 2 stipendi e la 13ª mensilità. Gli operatori ecologici sono in stato di agitazione permanente ormai dallo scorso novembre, visto che devono ancora riscuotere gli stipendi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2017, la 13ª e 2 rate della 14ª. Le imprese della Real Marina sono invece ferme al saldo della fattura di maggio 2017. Con questi soldi il comune non si mette comunque in pari con i debiti che ha nei confronti delle ditte della Real Marina per servizi già resi. Quello che si aspetta adesso è la riunione per stabilire modi e tempi del piano di rientro che dovrebbe servire alle imprese di recuperare soldi anticipati e di poter così pagare puntualmente gli operatori ecologici. Intanto il sindaco da Carmina lancia un appello alla cittadinanza. Una cosa va compresa, dice, che per quanto faccia un'amministrazione è indispensabile che la gente paghi la Tari per coprire il costo del servizio. E continua la Carmina, faccia con scrupolo la differenziata che consente di migliorare l'ambiente e di diminuire il costo.